Estradato in Italia il camionista tedesco accusato di avere travolto e ucciso Davide Rebellin è stato preso in consegna dai carabinieri per essere portato in carcere a Vicenza. Mi ha strappato la collana, mi sono sentita soffocare, il racconto di una 74enne aggredita e finita in ospedale. L'episodio a San Fiore è successo qualche giorno prima del brutale pestaggio di Fiorenzo Zambon. Parla la giovane barista di Cornuda aggredita dal cliente infuriato per un sovrapprezzo di 50 centesimi sul POS, la violenza immortalata dal video della telecamera del bar. Esplosione per una fuga di gas in un negozio di abbigliamento di Costa Bissara, la titolare 54enne in gravissime condizioni dopo essere stata investita dallo scoppio. Indignazione a Venezia per la vicenda dei bigliettai accusati di fare la cresta sugli ingressi alla Basilica di San Marco, con prezzo pieno anche a disabili e minori in 6 licenziati. La denuncia di Daniele Rinaldo, 62enne di Mestre, malato di SLA, lasciato a terra dalla compagnia aerea prima di un volo: non potevo portare a bordo il ventilatore che mi serve per respirare. Apicoltori in ginocchio a causa del cambiamento climatico, i numeri parlano chiaro, quest'anno si registra l'80% in meno di produzione di miele. Dalle congratulazioni alle condoglianze, errore nell'invio di un telegramma firmato dal governatore Zaia al presidente dell'Associazione Carabinieri di Castelfranco, vivo e vegeto, visto il periodo ha preso un granchio blu, dice il diretto interessato. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito la notizia dell'estradizione in Italia del camionista tedesco accusato di avere travolto e ucciso Davide Rebellin. L'uomo è stato preso in consegna dai carabinieri. Pochi passi lo dividono dall'Italia. Sale in auto, preso in consegna nei pressi del valico del Brennero dai carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza. È Wolfgang Rieck, il camionista tedesco nei cui confronti è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal GIP di Vicenza per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso, accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo di Lonigo, Davide Rebellin, il 30 novembre, mentre si allenava lungo la strada regionale a Montebello Vicentino. Lo riferisce il procuratore della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno. Nei confronti di Rieck era in corso di svolgimento presso l'autorità giudiziaria tedesca il procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso su richiesta della Procura vicentina dal GIP del Tribunale. Rieck, previe intese tra Procura Berica, militari dell'Arma e difensori, si è spontaneamente presentato ai fini dell'esecuzione della misura cautelare, portato a Vicenza per essere trasferito in carcere. Dramma che ha sconvolto l'intera comunità di Lonigo, in cui vive la famiglia di Davide, che nell'apprendere la notizia ha espresso soddisfazione. Siamo soddisfatti, le parole di Carlo, fratello del campione, della cattura di Rieck, così come del lavoro svolto dalla magistratura, su cui abbiamo sempre riposto la massima fiducia. E anche il sindaco di Lonigo ha espresso la vicinanza alla famiglia. Questo signore ha infranto le leggi qui in Italia e adesso è giusto che venga giudicato sulla base delle nostre regole. Adesso noi ci auguriamo che la giustizia faccia rapidamente il suo corso e soprattutto che la sentenza sia esemplare per tutti. Questa informazione, tra l'altro, arriva proprio a ridosso della intitolazione che noi stiamo per fare a Davide Rebellin. Domenica prossima, 3 settembre, gli intitoleremo la nuova pista ciclabile con un ponte che attraversa il fiume Gua. Noi possiamo adesso veramente dire che Davide Rebellin sarà ricordato per sempre e in modo tangibile nel nostro comune, nella nostra città. Con la cronaca andiamo ora nel Trevigiano a San Fior. Dopo l'aggressione all'ex macellaio martedì sera emerge un'altra rapina, stavolta ai danni di una donna di 74 anni nella frazione di San Fior di Sotto. Sentiamo. Stavo andando per salire in macchina nel parcheggio e mi sento, il marito era davanti, io ero dietro, e mi sento così con le mani così qua dietro, non so come mi ha abbracciato. Io non parlavo più, perché il fiato non mi veniva. Non parlavo più. E lui mi ha fatto così, mi ha strappato via il collier e io non ero capace di parlare. In quel momento volevo chiamare marito, sono riuscita a fare ba.
soltanto così. Ritorna con la mente alla sera del 30 luglio la signora Maria, 74 anni. L'aggressione subita ricorda da vicino quella ai danni di Fiorenzo Zambon, il macellaio in pensione rapinato sotto casa a San Fior martedì sera. Simile la modalità, entrambi sorpresi alle spalle, stesso l'obiettivo, una collana. La donna si trovava all'esterno della trattoria La Camillotta, dove c'è la bocciofila. Siamo sempre in comune di San Fior, ma nella frazione di San Fior di Sotto, zona Palù. Anche in questo caso l'uomo era travisato, probabilmente appostato nella zona buia del parcheggio. Lui era dietro me, mi ha preso proprio così, là è scuro, parcheggio non c'è chiaro, è buio. Io sono d'accordo, quando che ho sentito la moglie che faceva pensavo che venisse male, perché io stavo per aprire la vettura e allora sono tornato indietro e ho detto cos'hai? E lei faceva sempre e mi faceva sempre il segno con le mani verso il terreno. E ho visto uno che correva, ma a 30 metri era lontano perché era buio, ho visto una cosa nera. Spontaneamente mi è venuto, ma hai preso paura di un orso? Io non pensavo di un uomo. Un'azione repentina quindi, con il bandito che si dà alla fuga tra i campi. Arrivano la polizia e il SUEM, la donna viene portata in ospedale. Ero tutta così e non mi facevo fatica a respirare perché giù in ospedale mi hanno detto che era andato giù l'ossigeno basso, ma l'ho visto anch'io perché mi hanno messo su l'ossigeno e si vedeva che era basso. Ma dalla paura o perché aveva tentato? Dalla paura, non so se era perché mi aveva preso qualche... Io una cosa compagna non l'ho mai provata. A parlare è anche Maurizio Pasini, storico titolare della Camillotta, che mette in fila alcuni elementi. Conosco il signor Fiorenzo Zambon e in un primo momento non avevo dato peso al caso, nel senso che non avevo collegato le due cose. Poi in un secondo tempo, collegando i due episodi, sembrerebbe che la matrice sia la stessa. Solo che da quanto racconta la signora non era molto robusto il tizio che l'ha aggredita, mentre da quanto ho capito, da quello che ho letto sui giornali, l'aggressione è avvenuta nei confronti del signor Zambon e da parte di una persona molto robusta e molto alta, insomma. Se non è lo stesso criminale, quindi potrebbe essere una banda, la signora Maria sembra però avere una certezza. Però io penso che quello mi stava dietro da tanto tempo. Lei dice la stava pedinando. Sì, io penso di sì, perché come fai? Insomma. C'è poi lo stato d'animo di una donna che per paura ha cambiato tutte le sue abitudini. Tanto perché io prima da su da qua venivo a casa sempre a piedi, anche a mezzanotte venivo a casa a piedi, non avevo proprio paura per niente. E adesso come si fa? E c'è un altro episodio di cronaca dal Trevigiano, quello della barista di Cornuda aggredita dal cliente infuriato per un sovrapprezzo di 50 centesimi sul POS. Fortunatamente c'erano gli altri ragazzi, se no presumo che questo era veramente, perché già in quei pochi secondi mi sentivo che non respiravo più. Non oso immaginare se fosse continuato. È ancora sotto shock dopo l'aggressione subita Valentina Pinarello, barista da 1 anno e mezzo al Dam Bar nel pieno centro di Cornuda. I clienti, fa sapere il titolare, sono sempre avvisati del sovrapprezzo che il locale applica per i pagamenti via POS e così è avvenuto anche per il ragazzo sulla Trentina servito dalla barista. Dopo aver saldato il conto, questo se n'è andato, salvo poi richiamare il bar accusando la ragazza di averlo derubato dei 50 centesimi aggiunti alla consumazione. Dopo un quarto d'ora, sì, più o meno 10 minuti, un quarto d'ora, è ritornato, arrabbiato, è subito salito dietro il bancone dicendomi che io l'avevo derubato, che dovevo dargli indietro i soldi che avanzava, anche se erano solo 50 centesimi, però che lui doveva averli indietro, neanche tempo di rispondergli che avevo già le mani sul collo. Un fatto successo in pieno giorno, erano infatti circa le 17:30 e con il bar pieno di clienti. Ho solo sentito la ragazza, la barista, che diceva stai fermo, stai là. Mi sono girato e ho visto che il signore era andato dietro il bancone e le aveva messo le mani intorno al collo e la stava iniziando a strangolare. Primo istinto ci sono entrato e ho bloccato il signore facendogli pressione, bloccandogli il collo così che lui mollasse la presa del collo della ragazza. La ragazza aveva la faccia viola perché comunque la stava strangolando. E in quel momento poi sono arrivati altri 3 signori che mi hanno dato una mano. Vicenda che si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri. Dopo gli accertamenti in ospedale, la ragazza se l'è cavata solo con un'infiammazione al collo, ma restano lo shock e l'amarezza per il fatto accaduto. I pensieri ci sono, perché pensi a tutto quello che è successo, ti viene comunque da pensare e
non riesci a darti una spiegazione a certi comportamenti. Per Valentina un ultimo giorno amaro. Presto lavorerà in un altro locale più vicino a casa. Quello che è certo è che continuerà a fare il suo mestiere nonostante il brutto episodio vissuto. Sicuramente ti fa riflettere, però ce l'ho per passione, quindi continuerei comunque a fare la barista e non cambierei niente. Potrebbe essere stata una fuga di gas la causa di un boato avvenuto in un'abitazione di Costa Bissara, ferita gravemente una donna. L'incendio ha interessato anche il negozio sottostante. Si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza Rossella Zoc, di 54 anni, la titolare di questa boutique che è stata investita da una potente fiammata nel pomeriggio. La donna si trovava nell'appartamento sovrastante il negozio, lungo la provinciale 46 in centro a Costa Bissara. Verso le 15:30 avrebbe acceso i fornelli per una tisana quando una fiammata ha scatenato un potente boato. Il pronto intervento di 5 squadre dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio distruggesse lo stabile. Le fiamme e il fumo hanno interessato anche l'esercizio commerciale. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto. I vigili del fuoco con i tecnici della distribuzione del gas stanno verificando l'ipotesi di una consistente fuga di gas stagnante nell'abitazione all'origine del boato. Sono arrivato adesso, sono venuto a recuperare il cane. È spaventato? È chiaro. Una cosa così? È improvvisa. Spaventato anche la zona. Immagino un'esplosione del genere. Speriamo che non ci siano conseguenze gravi, dai. C'è la signora, è vero, sul sì. titolare. Ecco. Ho sentito purtroppo. Preoccupato per lei? Immagino, certo. È comunque anche una boutique molto conosciuta, quindi qui in paese, quindi un po' un colpo, insomma, anche per la signora, penso non sia facile, esatto. Adesso speriamo si sia risolto tutto e speriamo non ci siano gravi danni per la boutique. Fuga di gas da una bombola all'isola d'Elba provoca una fiammata che investe 2 giovani veneti in vacanza. Grave un 19enne di Cittadella, ferite lievi per l'amico suo coetaneo di Castelfranco. L'incidente questa mattina a Rio Marina, dove i 2 ragazzi erano in vacanza con un gruppo di amici. Stavano rientrando all'alloggio di vacanza dopo aver acquistato i cornetti per la colazione quando sono stati investiti dalla fiammata sprigionatasi da una bombola di gas. L'incidente è accaduto stamane nel centro storico di Rio nell'Elba. Feriti 2 giovani veneti, entrambi di 19 anni, residenti uno a Castelfranco, l'altro a Cittadella, in ferie con un gruppo di amici nell'isola toscana. Subito soccorsi dai sanitari della Misericordia di Porto Azzurro, i 2 ragazzi sono stati portati al pronto soccorso di Portoferraio. Il più grave, il 19enne di Cittadella, ha riportato ustioni ed inalato fumo ed è stato trasferito con l'elicottero all'ospedale di Pisa in codice rosso. Ferite lievi per il ragazzo di Castelfranco che è stato medicato all'Elba. Da una prima ricostruzione dell'incidente pare che la fiammata che ha investito i ragazzi sia stata provocata da una fuga di gas dalla bombola di un'abitazione. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il sindaco di Cittadella si stringe alla famiglia. Io mi auguro che il tutto si risolva per il meglio. Quello che possiamo fare è fare un grosso in bocca al lupo al ragazzo che possa effettivamente recuperare, guarire e tornare a casa sereno. Ennesimo scandalo a Venezia con la scoperta di 6 bigliettai infedeli della Basilica di San Marco. Facevano pagare il biglietto anche a chi era esente e poi intascavano parte della somma. Lo scandalo di biglietti venduti fuori legge a San Marco è un grave scandalo che lede all'immagine della città di Venezia. L'attivista di Venezia.com commenta così l'ennesimo danno di immagine per Venezia con la scoperta di ammanchi e gravi illeciti sulla vendita dei biglietti per l'ingresso alla Basilica, al Campanile di San Marco e al museo, commessi da 6 collaboratori che facevano pagare l'ingresso anche a categorie esenti, quali persone con disabilità e i loro accompagnatori, minorenni e categorie fragili, nonostante le esenzioni stesse fossero ben evidenziate all'ingresso della Basilica. Immediatamente licenziati 6 collaboratori infedeli che avrebbero intascato parte dei soldi della vendita dei ticket.
Soltanto il primo passo compiuto dalla Procuratoria di San Marco, che ha scoperto gli illeciti nei giorni scorsi grazie al confronto della bigliettazione elettronica. E se Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, con poche e asciutte parole commenta di essere fiducioso che verrà fatta piena luce sull'accaduto, Matteo Secchi rilancia aprendo il vaso di Pandora. Certe cose accadono da tempo e vengono purtroppo tollerate, e spiega come. Vogliamo parlare di quelle agenzie straniere che comprano super pacchetti di biglietti a Palazzo Ducale e Basilica, lasciando senza biglietti le guide veneziane e poi le rivendono a prezzi molto più alti, quindi il turista straniero le compra a prezzi molto più alti e poi non può nemmeno andare direttamente a Palazzo Ducale perché deve andare a ritirarsele. Ecco, un'altra occasione dello sfruttamento di Venezia, non da parte di chi ci abita, ma di chi ha uffici a migliaia di chilometri di distanza. Solo nel 2022 la Procuratoria di San Marco ha staccato biglietti per quasi 2,5 milioni per la visita della chiesa, del campanile e del museo. La denuncia dell'ingegnere maestrino Daniele Rinaldo, malato di SLA, era lasciato a terra da Ryanair all'aeroporto di Cagliari. Non mi facevano portare a bordo il ventilatore che mi serve per respirare, racconta. Mi è stato negato l'imbarco e sono stato lasciato a terra all'aeroporto di Cagliari. Per me una vera discriminazione come disabile. Daniele Rinaldo, ingegnere idraulico maestrino di 62 anni alla SLA da circa 10. Si trova sulla carrozzina e necessita di un respiratore che favorisce la ventilazione. Proprio per la presenza di questo oggetto per lui essenziale, Ryanair sarebbe stata indotta a lasciarlo a terra all'aeroporto di Cagliari. Ho volato tante volte anche con la stessa Ryanair, poche settimane prima. E la motivazione per cui mi hanno lasciato a terra è falsa, perché il respiratore che devo utilizzare rispetto alle norme internazionali per l'utilizzo in volo. Quindi l'asserita motivazione che può essere trasportato ma non utilizzato, che poi è ridicola per me perché sennò il respiratore dura 2 minuti, è totalmente falsa. Partito da Venezia per la Sardegna con la stessa compagnia il 29 luglio, il 21 agosto si è trovato in questa situazione surreale e la cosa peggiore è che non è stato aiutato successivamente in alcun modo. Mi hanno lasciato là e basta, con tutte le difficoltà, perché muovere una persona nelle mie condizioni necessita una organizzazione ed è stato un disastro per me, per la mia famiglia. Daniele, ex rugbista, ideatore delle barriere che proteggono la Basilica di San Marco dall'acqua alta, si è sentito discriminato e ha voluto rendere pubblica la cosa perché non accada più. Spero che la compagnia venga sanzionata affinché non accadano più episodi di questo tipo. Spero che questa mia segnalazione abbia conseguenze non tanto per il rimborso, per carità ci ha rimesso dei soldi, se ne ridanno meglio, ma non è quello, ma che non accadano più cose di questo tipo. Alla fine Rinaldo, fratello del Nobel dell'acqua, ha trovato disponibilità sia da parte di Volotea che di ITA, con costi ben superiori. Nulla però in confronto al disagio e all'umiliazione subita. Penso che la peggiore punizione per una compagnia sia una pubblicità negativa e questa certamente l'hanno avuta con questo episodio. Forse la compagnia dovrebbe anche rivolgere le proprie scuse. Vedremo se accadrà. Spero di sì, parrebbe il minimo. Bolletta record per una ristoratrice, rischia la chiusura, ma a sorpresa l'Enel annuncia un riconteggio.
È stato un fulmine a ciel sereno proprio, anche perché avendo comunque continuato con i nostri pagamenti normalissimi, bimestrali, non pensavamo proprio che ci potesse arrivare una sorpresa del genere. 23.571,56 €. Questo l'ammontare della bolletta che i titolari della trattoria Isoletta in centro a Padova si sono visti recapitare lo scorso 10 agosto con scadenza a fine mese. Un conguaglio di più di 2 anni, c'è scritto nella lettera. Ma io mi sono presentata all'Enel con la bolletta, chiedendo spiegazioni, e la signora allo sportello mi ha detto: l'unica cosa che possiamo fare noi è rateizzare la sua bolletta. E ho chiesto spiegazioni invano, perché non ho ricevuto niente, che è un conguaglio e basta. Le bollette estive che arrivavano al locale solitamente erano intorno ai 1.000-1.300 €. C'era stato un rincaro, ci testimonia la signora Patrizia, ma contenuto a circa il 15-20%. Ora una bolletta del genere può mettere seriamente in discussione il futuro dell'attività. Si rischia sì con una cifra del genere, è improponibile. Non abbiamo un locale da 200 posti a sedere, è un locale da 40 posti a sedere con dei menù da 13 € a pranzo, perché facciamo il menù a prezzo fisso. Si spende qualcosina in più alla sera, ma per arrivare ad ammortizzare una cifra del genere, sinceramente. I titolari della storica trattoria, aperta più di 34 anni fa in centro, si sono rivolti anche all'Associazione di Consumatori Federcontribuenti, che ricorda che per legge i conguagli non possono andare indietro di più di 2 anni, cosa che invece sembrerebbe successa in questo caso. È elevatissimo. Vabbè. Quando avremo una risposta, signora, considerato che voi mettete una data qui entro e non oltre il 31/8? Mentre stavamo registrando l'intervista con la signora Patrizia, è arrivata però una telefonata dell'Enel che annuncia che il pagamento è stato sospeso per il momento in attesa di un riconteggio. Temporaneamente sospesa la pratica per avere un ricalcolo della bolletta, in sostanza, da parte loro. Agricoltori in ginocchio a causa del cambiamento climatico, a farle le spese sono anche gli apicoltori. I dati sono drammatici, quest'anno si registra l'80% in meno di produzione di miele. Il caldo, la grandine, stagioni ormai irriconoscibili, una vera e propria emergenza quella che sta vivendo il mondo dell'apicoltura. Pensate, la produzione del miele è calata dell'80%. Siamo qui a Marossica, all'apiario comunale didattico, e qui la produzione del miele è completamente azzerata. L'anno scorso abbiamo fatto circa 20 kg di miele, che poi abbiamo il miele del sindaco cosiddetto che abbiamo distribuito nelle nostre manifestazioni. Quest'anno la produzione è stata zero, perché abbiamo perso completamente la caccia, i millefiori primaverili. Clima ormai irriconoscibile, settore produttivo in ginocchio e apicoltori sempre più preoccupati. Apicoltori in difficoltà in questo momento, è stata scritta anche una lettera al governo. Esatto, le associazioni principali del settore hanno scritto una lettera aperta ancora a giugno, ma la situazione non è migliorata né a luglio né a agosto, al ministro Lollobrigida, proprio per richiedere lo stato di calamità, lo stato di emergenza, perché sostanzialmente la produzione potenziale, tanto per dare le proporzioni, dovrebbe essere questa, e invece è del 20%, quindi 80% in meno della produzione potenziale. Un lavoro quotidiano, quello degli apicoltori, fondamentale per la salvaguardia di tutto l'ecosistema. Andiamo a controllare le arnie? Sì, direi andiamo a vedere come sta la nostra famiglia di api, come sta la peregina, il nostro controllo settimanale e soprattutto anche come stanno di alimentazione e di scorte. Possiamo andare? Andiamo. Ecco qua un bel favo. Un bel favo ricco di covata, quindi le nostre api comunque si stanno dando da fare, si stanno progredendo. Questa al centro tutta quanta la covata. Qua si vede anche luccicare un po' di miele nella parte alta. Quindi diciamo si stanno dando da fare, perché l'ape, nonostante la crisi, il secco, è molto resiliente, è un animale resiliente.
Cuccioli di cane e gatto trasportati in Italia per un traffico illecito da oltre 40.000 euro è quanto portato alla luce dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e dai finanzieri del gruppo di Villafranca di Verona presso l'aeroporto Catullo. Grazie ad una specifica attività investigativa è stato infatti rilevato nel biennio 2021-2022 un ingente aumento di passeggeri provenienti dalla Federazione Russa con al seguito animali da compagnia. L'ingresso dei cuccioli risultava all'apparenza regolare poiché la documentazione esibita dai passeggeri, ovvero i passaporti degli animali, riportava la dicitura movimento per finalità non commerciale. Gli ulteriori approfondimenti dei funzionari hanno consentito invece di appurare come il traffico di animali da compagnia fosse finalizzato alla successiva commercializzazione illecita. È stato possibile accertare il buon stato di salute generale dei 29 cuccioli. A conclusione dell'attività sono stati denunciati in 10. Arriva un telegramma di condoglianze, ma il destinatario è vivo e vegeto. È quanto accaduto all'ex comandante dei Carabinieri di Castelfranco, da poco insignito dell'onorificenza di ufficiale al merito dalla Repubblica. Dalla Regione un errore d'ufficio, scambiate le congratulazioni con le condoglianze. La mia famiglia, pure anche mia moglie, l'aveva stata presa benissimo, ci abbiamo fatto una risata. Vi sono vicino in questo momento di profondo dolore per la perdita dell'amato Antonio Mario. Sentite condoglianze, Luca Zaia. Arriva dall'indirizzo del Palazzo della Regione Veneto il telegramma rivolto all'ex comandante del nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Castelfranco, Antonio Mario Ria, da poco insignito alla carica di ufficiale al merito della Repubblica. E quindi ho mandato una PEC al signor Presidente che, ripeto, stimo tantissimo, e dicendo appunto che ero vivo, che la mia dipartita al momento non era avvenuta e spero che avvenga più tardi possibile. Si è trattato di un mero errore umano di una giovanissima collaboratrice che ha invertito i messaggi di condoglianze e congratulazioni. Così il governatore Zaia. Un errore che è stato accolto dall'ex comandante nel migliore dei modi, anche perché al momento dell'arrivo del telegramma il militare dell'Arma era a casa con tutta la famiglia. Se io fossi stato all'estero e l'avesse ricevuto mia moglie e gli arriva un telegramma del genere da parte di un'istituzione, è un colpo. Nonostante questo ha prevalso l'umorismo che il luogotenente ha messo tutto dentro la PEC di risposta al presidente. L'ho invitato anche a cena e mi sono permesso di fare la battuta, dico, facciamo la cena, degustiamo il famoso granchio blu, e ho fatto anche la battuta che questa volta avrebbe preso lui come presidente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con le previsioni del tempo, il meteo. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Giornata ancora piuttosto calda e afosa, ma l'anticiclone africano inizia a perdere potenza. Da domenica valori termici via via in calo, al prezzo però di temporali anche violenti. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 26 agosto ci mostra una situazione buona con tanto sole e cielo sereno. Possibile soltanto qualche locale piovasco sulle Dolomiti nel corso del pomeriggio. Temperature come detto bollenti ma già in leggera flessione, minime sui 17-24 gradi, massime con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con cielo limpido, al massimo con qualche innocua velatura. Temperature minime tra 18 e 26 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sabato inizierà con il sole, ma nelle ore più calde avremo addensamenti che potranno provocare qualche temporale. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 33-36 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. L'Unic Star,
le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.